rettilineo delle tribune, prende velocità il mezzo meccanico. Alla chiusura delle ali emerge Paride Mask che va subito davanti, la cui scia viene presa da PT Photo SM, a seguire Pola dei Lupi che precede a sua volta Prato di Stelle, all'esterno intanto Perna LB, e cavalli che vanno al primo riferimento cronometrico, passato dal leader in 16,7. Non ci sono per il momento variazioni, con Paride che comanda nei confronti di PT Photo SM, Paola dei Lupi, poi all'esterno c'è l'avanzata di Perna LB che si trascina a sua volta Pablito ZS, cavalli che vanno a completamento della dritta di fronte con sempre Paride a comandare. Non ci sono per il momento variazioni di sorta, i primi 600 metri di corsa vengono passati dal leader in 48,7 con 16 di frazione, con l'avanzata all'esterno di tutti da parte di Pablito ZS che ha preso la via del largo trascinandosi a sua volta il favorito di Potomac B. Cavalli che vanno a rifinire gli 800 in 1,5,4 con 16,4 di frazione, vanno a transitare davanti alle tribune con Pablito ZS che all'esterno attacca ma viene anticipato nella sua risalita da parte del numero 4 di Perna LB, il primo chilometro in 1,20,6 con cavalli che vanno ora all'attacco della penultima piegata. Comanda sempre nel frattempo Paride Mask nei confronti di PT Photo SM che precede a sua volta Paola dei Lupi e il numero 4 di Perna LB, cavalli sulla retta di fronte, con sempre Paride e PT Photo SM davanti. In seconda posizione si è fatto sotto il favorito di Potomac B che ora cerca l'allungo, anticipato da PT Photo SM che scappa via. Potomac ne va a prendere la scia e non lo perde di vista, con gli altri cavalli che chiaramente sono in fase calante, con sempre a comandare PT Photon 2,08,9, intanto il miglio da parte del leader, con in terza posizione il calante Paride Mask. Potomac B intanto supera agevolmente PT Photo SM all'ingresso della dritta d'arrivo, con Potomac B che scappa via, controlla la situazione. PT Photo in seconda posizione, con chi doveva vincere ha vinto. Potomac B facile all'assunto di questa seconda corsa nei confronti del numero 1 di PT Photo SM e del numero 5 di Paride Mask che aveva condotto fin dalla partenza. 2,48 intanto il tempo totale da parte del vincitore, con un tranquillo 1,20. Chiaramente il terreno faticoso non permette grossi risultati cronometrici. 31 per l'ultimo quarto, 16,1 per la dirittura di arrivo. La vittoria di Potomac B, Luigi Farina Junior, 2,10 la quota al tot nazionale. Al secondo posto il controfavorito di PT Photo SM e Pierfrancesco Mauro. Al quarto il numero 5 di Paride Maschi